Allora, torniamo a noi, andiamo a Venezia a questo punto. Che cosa, ha dei numeri interessanti di cui voleva parlarmi, segretario? Sì, vorrei dare una dimensione al problema che stiamo affrontando e parto dai problemi della mia città, ovviamente. I pensionati nella città di Venezia sono il 28%, pari a 70.000 cittadini, over 65. Se lo riporto su una scala centro storico e isole, siamo a 24.000, cioè il 32%. Quindi la dimensione che ha assunto il problema digitale investe queste fasce non solo però, perché c'è anche una fascia culturalmente preparata che rifiuta le tecnologie. Quindi la dimensione va ben oltre gli over 65, investe altre fasce non quantificabili in questa fase. Certo. Se poi aggiungiamo a questo dato puramente quantitativo il dato economico-sociale che consente l'utilizzo delle tecnologie, abbiamo circa il 30% degli italiani che hanno una pensione inferiore a 1.000 euro. Mi spiega lei quanta gente può comprarsi lo smartphone, il PC e gli strumenti per utilizzare anche il digitale? Ma poi soprattutto, attenzione, se uno ha un problema che gli trema la mano oppure non ha... Arriva anche quello, sì, arriva quello. Dopodiché aggiungiamo anche che 6 milioni di italiani sono a rischio di povertà, ci rendiamo conto qual è la dimensione che ha assunto il problema del digitale. Badate che la legge che ha definito il servizio digitale e i diritti è del 2005, all'articolo 8 dice tutti i cittadini devono poter accedere ai servizi digitali, tutti, non uno. Alla data odierna scontiamo che questo non è accaduto e c'è una trascuratezza di fondo, tant'è che a fronte di un processo di tecnologie avanzate che si stanno realizzando nel Paese, emerge che cosa? Che comunque abbiamo un problema di competenze. L'amministrazione pubblica ha un problema di competenze nella gestione di tutti i flussi informatici e della semplicità con cui costruisce il sistema, l'interoperabilità dei dati, l'informazione che gira tra gli enti diversi. Tutto questo ancora non è completato e è tutto da fare. Quindi scontiamo anche una, come dire, debolezza dal punto di vista delle competenze in grado di affrontare questa complessità. In Italia sugli occupati gli specialisti sono solo il 4%, cioè è una cosa ridicola rispetto alla complessità di quello che sta accadendo oggi col digitale. Cioè abbiamo bisogno, e siamo in Europa molto indietro sul tema delle competenze, siamo al 20° posto. Scontiamo anche questo, oltre che il dato sociale che dicevo prima. Quindi il problema è come affrontiamo il tema dell'alfabetizzazione, ma non solo, del divario tecnologico, che non può essere colmato. Per alcune fasce non c'è possibilità di recuperare. Allora bisogna istituire norme che consentono al cittadino che non può, non ce la fa, non ha i soldi, ha accesso alle informazioni. INPS, se c'hai un genitore che non è in grado, fai la delega. Questo modello di implementazione dello sviluppo in tutti gli enti pubblici della delega può essere la forma che tutela chi non può e chi non ha, altrimenti non c'è strada. Ma la delega è prevista adesso oppure no? No, ho detto, questa procedura negli enti locali non c'è, o hai dimmi accesso a Spirito o non la applichi, non hai più la possibilità di entrare, di ottenere, mentre per l'INPS tu hai la delega. La forma della delega è prevista, può essere implementato in tutti gli enti pubblici? Certo. Allora a questo punto io che ho un figlio do la delega a mio figlio questo è per supplire alla carenza di chi non può accedere. Però il problema è sempre questo, lei lo sa benissimo, da qua in avanti chi ha il figlio, a parte che saranno sempre meno, e lo sappiamo voi che fate delle ricerche, avete dati alla mano, sempre meno quelli che hanno il figlio sotto mano, primo, perché il figlio, se tutti questi figli migrano verso l'estero, perché giustamente si devono realizzare economicamente, certo. Professionalmente, il figlio non ce l'hai sotto casa, quindi se per qualsiasi cosa tu devi delegare un estraneo, so quanto bene sia. C'è funzione di fiducia, voglio dire. No, bisogna che ci sia la duplicità di accesso ai servizi, col digitale per chi vuole farlo, ma anche fisicamente, perché Allora bisogna aprire degli sportelli fisici così come avveniva una volta. Questo sì. Se ci sono sempre più anziani, viva Dio, cioè non possiamo fare le cose per i non anziani che ce ne sono sempre meno, per i nativi digitali sono pochissimi e se ne vanno via, qui abbiamo i nativi non digitali, come giustamente dite voi, e in più persone culturalmente a livello molto basso, perché ci stiamo riempiendo anche di questi, che non riescono a capirci niente, giusto o no? Sì. Prego. Il problema che cercava di sollevare Antonio è che uno dei temi
è il diritto all'accesso. Sì, ma infatti è giustissimo, è sacrosanto, è vero. A livello internazionale si sta discutendo del diritto all'accesso come un diritto fondamentale o come un diritto umano. In realtà in Italia, tranne la legge istitutiva, non se n'è fatto nulla. Certo. Cioè non si è provato a ragionare e ad investire rispetto a questa questione. Poi appunto si possono trovare delle soluzioni che valgono per chi ha dei familiari, che valgono per chi ha che valgono anche per chi è isolato. Però il tema è che invece a oggi la pubblica amministrazione ha fatto delle scelte, in tanti casi non ha le competenze per fare anche semplicemente dei siti che siano facilmente comprensibili, esatto. E dall'altro non ha investito in nulla per rendere il diritto all'accesso un diritto di cittadinanza vero. Certo. Sì, volevo dire questo, aggiungo. Non so se è a conoscenza della rete dei servizi di facilitazione digitale che ha attivato la Regione Veneto. Rientra nel PNR. Lo Stato ha finanziato 135 milioni per facilitare la formazione dei cittadini. Alla Regione Veneto sono state date risorse per 234 centri distribuiti in tutta la Regione per formare 188.000 cittadini a fronte di una situazione di over 65 nel Veneto di 1 milione e passa. Quindi questo intervento consentirà a 188.000 cittadini di poter essere formati e accedere, ma c'è tutto il resto che non ha, come avevamo detto prima, la possibilità di accedere. Allora, il punto è, io devo costruire degli sportelli con persone digitalizzate dal punto di vista pubblico che sono in grado di fare la domanda al cittadino. Infatti. E il nodo è questo, ma lì abbiamo carenze. Sui servizi di servizio digitale siamo indietro. Sui servizi di civile digitale siamo indietro, bisogna implementare, sviluppare e costruire nuove forme di servizio per i cittadini, assolutamente, per superare le carenze che soggettivamente hanno. Aggiungo che molti dei pensionati vivono da soli. È questo che ho detto prima io. Cioè qualcosa come il 50% vive da solo, ci rendiamo conto qual è il quadro sociale. A questa gente è negato il diritto di cittadinanza, non hanno più accesso a nessun rapporto con la pubblica amministrazione. Questo è il dramma politico e sociale. Infatti, Felice Adriano, davvero, tra l'altro dall'indagine fatta a livello territoriale emerge che anche pochi hanno la possibilità di avere un PC o uno smartphone. Quindi... Sì, i numeri che sono stati illustrati prima sono numeri che si possono fotografare in tutti i territori d'Italia e anche a Verona. Però prima si è evidenziato una questione della negoziazione sociale e se si parla di negoziazione sociale con i comuni noi denunciamo effettivamente che la mancanza di competenze probabilmente nel rendere semplici i siti comunali è un altro problema grande come una casa, perché i comuni mettono in piedi per i cittadini dei servizi e questi cittadini dovrebbero essere a conoscenza del servizio e anche come si accede al servizio. Allora io sfido chiunque ad andare in qualsiasi sito di qualsiasi comune, tranne qualche poca eccezione, e andarsi a vedere se quei siti sono strutturati in maniera semplice, in maniera accessibile, che si possa conoscere il servizio di quel comune, che banalmente si possa avere un diritto fondamentale del cittadino, quello di andare magari a scaricarsi anche i bilanci dei comuni. Allora dovremmo farci tutti un giro sui siti dei comuni per vedere, constatare amaramente che tanti siti dovrebbero essere assolutamente rifatti perché dovrebbero essere più semplici. Ma si parte da 1000 interventi per poter aiutare le persone, perché c'è chi ha scritto che il mondo si divide tra prima del Covid e dopo il Covid. Quando è arrivato il COVID tutto si è fermato. Se ci pensate, tranne una cosa sola, l'informatica, e che da lì in poi questa informatica ha avuto un salto notevole, un salto quasi definitivo per la nostra società. È stato fondamentale, diceva prima Ugo, noi non siamo quelli che vogliono distruggere la tecnologia, perché la tecnologia ha anche grandi opportunità, anche per le persone anziane.
supporto, di conoscenza, di quant'altro, però ci sono ancora tanti problemi da affrontare e quindi bisogna mettersi nelle condizioni e mettere nelle condizioni a partire da azioni molto mirate, a cominciare dai comuni, a cominciare dalle negoziazioni che noi facciamo, rispetto a dover esigere dai comuni siti semplici, siti accessibili, dove si possono conoscere i servizi e dove si possa con quei servizi riuscire a comunque affrontare i problemi delle persone. Assolutamente, questo vale in generale, vale per gli enti pubblici. Voi avete appunto questa benedetta contrattazione sociale che può servire molto, però non solo, perché ci sono di tutto e di più, qualsiasi cosa. Sì, penso anche partecipare a una mostra. Vorrei aggiungere allora un altro elemento per sostenere questa difficoltà che hanno i cittadini. Noi siamo anche patronato e sulle politiche del lavoro, della sanità, l'INCA, il CAF. Sì. Non siamo riconosciuti allo stesso modo dagli enti locali nel rapporto con i pensionati e tutte le politiche dei pensionati. Credo che c'è bisogno di dare un riconoscimento giuridico a questa forma di tutela che si esercita sul lavoro anche sui pensionati, per avere un'interfaccia nei confronti dell'amministrazione pubblica, laddove l'amministrazione non è in grado di gestire quello che diceva il sindaco, il compagno di Verona, laddove i comuni non sono in grado di svolgere, perché non hanno neanche i comuni hanno tutte queste competenze per poter fare queste cose. Oggi, faccio un esempio. Venezia qualche anno fa aveva 4.000 dipendenti, sai quanti ne ha oggi? 2008. Dove hai scontato le risorse? Sui servizi sociali, su tutti questi servizi che servono alla cittadinanza o no? E questo non riguarda solo Venezia, immagino, visto che c'è stato un taglio delle risorse agli enti locali. Quindi abbiamo anche un problema sulla politica dell'ente locale, laddove lo Stato non dà più. Quest'anno c'è stata una polemica dei sindaci sulle risorse che la finanziaria non ha dato ai comuni. Quindi anche i comuni si trovano in difficoltà, sia sul piano delle competenze sia sul piano delle risorse. E non riconoscono al sindacato il ruolo che l'INCA e il CAF hanno nei confronti di altre politiche. Credo che sia questo anche uno dei terreni che dobbiamo privilegiare, perché ci sia un riconoscimento di fatto del ruolo che giochiamo con i pensionati. Assolutamente, siamo giunti al termine. Grazie. Segretario, vuole dare una battuta di chiusura? Sì, noi oggi abbiamo voluto ragionare attorno a uno dei problemi che i pensionati ci dicono come uno dei problemi centrali. È evidente che come sindacato pensionati noi stiamo lavorando per dare anche qua una mano e delle risposte. Vedete tutte le sedi provinciali da contattare. Da contattare, perché in ogni provincia si sta facendo un lavoro anche specifico su queste questioni. Assolutamente. Ecco, ricordiamo che questi numeri sono importantissimi, perché qui potete chiamare lo SPCGL, chiedere un supporto, una consulenza, anche come accedere a questi benedetti servizi, che è difficile, e non trascurarli, perché poi quando serve fare una pratica, una procedura, avere anche un passaporto, prenotarsi, perché poi giustamente adesso esatto, hai voglia, bisogna assolutamente farlo, quindi fatevi aiutare, fatevi anche controllare la pensione, già che ci siete, che male non fa, perché si scoprono tante cosette interessanti, soldini che magari si possono ottenere per i famosi diritti inespressi. Grazie ai nostri ospiti, grazie naturalmente a Adriano Filice, segretario generale SPCGL di Verona, che è collegato con noi del suo intervento. Saluto a tutti voi. Grazie a Antonio Infante della Lega SPCGL Venezia, Centro Storico e Isole, per essere intervenuto, e naturalmente Ugo Giollo, segretario dello SPCGL del Veneto. Grazie a voi. Cari telespettatori, rivedete se avete voglia la puntata naturalmente sul YouTube, ma anche sul web. Buon proseguimento.